Sì, sono le mazzette. Allora dimmi Giuseppe, qual è il tuo desiderio più grande? Ma desiderio veramente non c'è. Chiunque di noi abbiamo qualche desiderio da raggiungere, è giusto, nella nostra vita? Di essere felice, non lo so. Un obiettivo da raggiungere, un desiderio che tu hai, che porti magari da tempo e che vorresti si realizzasse. Ma realizzarsi, avere una casa tutta mia, Questo è un desiderio. è un desiderio. Ok, speriamo che si realizzi. Un lavoro fisso, Giusto, fisso. questo. Va bene, quanti anni c'hai tu? Io 32. E sei di Mazzara del Vallo. Va bene, complimenti allora, speriamo che si realizzi il tuo desiderio, ok? Grazie. Ciao. Sì, Come ti chiami? Antonì. E tu? Gabriella. Siete fidanzati? Sì. Ascolta, ti posso fare una domanda? Sì. Il tuo desiderio più grande? Avere lei. E per te? La stessa cosa. Va bene, grazie. Grazie. Il tuo desiderio più grande? Stare bene con me stesso e con la mia famiglia. Grazie, una buona serata. Prego. Le posso fare una domanda? Sì. Allora, il desiderio suo più grande? Non ha desideri. Ok, la ringrazio, arrivederci. Sono Olga di Stranamore Siciliano. Le posso fare una domanda? Mi dica. Il desiderio più grande? Il desiderio più grande. La serenità. La ringrazio, gentilissimo. Ciao, come ti chiami? Nicola, Quanti anni hai? 26. Posso farti una domanda? Allora, qual è il tuo desiderio più grande? Aver avuto questa preziosa creatura. Ok, ti ringrazio. Salve, buonasera. Come si chiama? Io Gioacchino. E posso fare una domanda? Sì, Qual è il suo desiderio più grande? il desiderio più grande è quello di avere una famiglia completa, completa nel senso che avere figlie sistemate, possibilmente una volta sistemate essere sposate e contemporaneamente diventare nonno. Secondo me questo sarebbe il più bel desiderio da parte di un papà. Poi se c'è la possibilità di pigliare un bel premio che potrebbe essere un totocalcio o una lotteria, non guasterebbe assolutamente. Ok, io la ringrazio e glielo auguro. Una buona serata, arrivederci. Gaspare, Quanti anni hai? 19. Dimmi, qual è il tuo desiderio più grande? Che tolgono la lira e ritorna l'euro. Cioè, perché prima c'erano più soldi. Ok, allora che ritorna la lira e tolgono l'euro. Perché cosa ho detto? Ah, ho sbagliato. Ah, vabbè. Vabbè, non ti preoccupare, abbiamo capito il discorso, tranquillo. Ok, ti ringrazio. Ciao ragazzi, sono di Stranamore Siciliano. Piacere, io mi chiamo Pasquale, io sono Ciao. qua per l'amico mio. Vieni qua, vedi? Io sono qua per l'amico mio che cerca una ragazza. Vabbè, intanto Pasquale ti voglio fare una domanda. A disposizione. Il tuo desiderio più grande? Il mio amico che si faccia fidanzato e Lo possiamo includere nei cuori solitari? a disposizione. Come si chiama? Vieni qua, Leo, lo chiamo. Leo? 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 Vieni qua, Ecco. papà, vieni qua. Tu sei Leo? Sì, Leo, Quanti anni c'hai? 25, Sei di Mazzara? sempre di Mazzara, E sei in cerca della tua anima gemella? sempre se la trovo. La trovi, la trovi. Va bene, allora ti inserisco nella rubrica dei cuori solitari, ok? Possibilmente si dovrebbe chiamare Cristina la ragazza, più o meno. Si dovrebbe chiamare Cristina. Più o meno E quanti anni dovrebbe avere Cristina? Più o meno 27, credo. Più o meno 26. Sì. Va bene. Ok, allora amici, siamo nella rubrica dei cuori solitari. Occhio, abbiamo qui Leo. Abbiamo detto di anni? 25. 25 anni che è in cerca della sua anima gemella. Allora Leo, dimmi come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Ma magra, giustamente, alta. Di età? Ma la stessa età, so per giù 25, 27, 26. Altezza? Tu sei alto quindi? Io sono alto, 1,70 m, va bene? Tutti a buone. Ok. Poi? E poi... Dovrebbe lavorare? Ma, Allora? me l'hanno scelto già, capito? Ma dimmi Leo, tu che hobby c'hai nella vita? Cosa fai? Hai sport in particolare? No, dipingo. Dipingi? Questo è il mio hobby. Sei un pittore? È il lavoro. Sì. Che lavoro? Che lavoro fai? Il pittore. Il pittore. Anch'io, Va bene, l'età l'abbiamo detta. Sì. Bene amiche telespettatrici, qui c'è Leo che aspetta la sua anima gemella. Per le ragazze che fossero interessate a Leo possono chiamare, attenzione, direttamente al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione, ok? Ok, ciao da Alberto e ciao anche da Leo. Telefonate perché Leo che aspetta, mi raccomando telefonate. Buonasera.
Sono Olga di Stranamore Siciliano. Olga. Allora, il desideroso più grande? Il mio desiderio più grande è quello di mettermi in politica candidato a senatore. Va bene, la ringrazio. Solo questo? Solo questo. Solo Sono Olga di Stranamore Siciliano. Posso farti una domanda? Dipende se è semplice, sì, se no. Come ti chiami? Francesco. Sei di Mazzara? Sì. Il desiderio tuo più grande? Trovare un lavoro. Ok, ti ringrazio. Ciao. Ciao amici telespettatori, siamo a Mazzara e stiamo per intervistare il ragazzo di 40 anni, Claudio, di Mazzara del Vallo, che noi abbiamo incluso nella rubrica dei cuori solitari. Ciao Claudio. Ciao, come va Alberto? A posto, tutto bene. Dimmi Claudio, come è andata allora questa intervista? Cioè, che risultati ti ha dato essere inserito nei cuori solitari di Stranamore Siciliano? Cioè, ne hai avuto telefonate? Abbastanza, non me l'aspettavo una cosa simile così veramente, ti posso portare anche delle prove, è stato veramente, ringrazio prima base tutti quelli che mi hanno chiamato, qualche scherzo c'è stato pure, ringrazio veramente Marsala, Trapani eccetera, e anche Mazzara del Vallo che non me l'aspettavo, anche da Mazzara del Vallo. Praticamente hai avuto ottimi risultati. Veramente eccezionale. Non te l'aspettavi, eh? Aspettavo. Una donna che ho conosciuto a Mazzara del Vallo, una bellissima donna. Qui ho conosciuto un'altra bellissima donna, vi posso fare vedere le foto, una russa, una bionda occhi celesti come la cercavo io. Per adesso sono con lei, ce l'ho a casa, per adesso sono a casa mia. Perfetto. Ce l'ho. Io ringrazio veramente a Stranamore, non me l'aspettavo un successo così grande. Insomma, l'importante è che hai concluso qualcosa. Ma ti dico la verità, con questi che ho per adesso non sono messo insieme. Però almeno ti senti, insomma, hai conosciuto qualche ragazza anche per amicizia, però. Peccato questa russa non la capisco bene perché è straniera, sai, io cerco una della mia terra, certo, perché amo tanto la mia terra, vorrei conoscere una bella mazzarese, una bella donna e occhi celesti. Va bene, allora possiamo rinnovare sempre la tua intervista, giusto? Certo, è normale. Quindi per le telespettatrici che fossero interessati a Claudio, 40 anni di Mazzara del Vallo, possono sempre telefonare al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Va bene Claudio? Esattamente, la cerco sempre siciliana, occhi celesti, bionda, che c'è un posto onde lavoro. Un bel fisico naturalmente. È normale, perché anche io devo dimagrire qualche chiletto. Sì, e poi non è che scherzi tu, no, giustamente. Io sono robusto, no? Sei robustino, però insomma il fisico c'è. L'altezza 1,73 m, non è che sono basso, certo. Grazie a Dio mi sento bene, non ho altro da dire. Va bene. Ringrazio a tutti, ringrazio tutti i miei paesani, ringrazio a tutti veramente col cuore, pure qualcuno che fa il buffone a telefono, lo ringrazio lo stesso. Fa sempre piacere. Facciamo 4 risate a me. Che una telefonata allunga la vita. Ciao a tutti. Ciao amici, a dopo, ciao. Ciao amici telespettatori, siamo sempre a Mazzara e indovinate chi abbiamo trovato qui a Mazzara del Vallo? Abbiamo trovato Massimo, il ragazzo di 30 anni di Marsala che si è fatto fare un'intervista nella rubrica dei cuori solitari e naturalmente essendo qui a Mazzara gli ho voluto chiedere se effettivamente ha avuto qualche riscontro. Ciao Massimo. Ciao. Allora dimmi, ha avuto qualche riscontro questa tua intervista che hai fatto qui a Stranamore Siciliano nella rubrica dei cuori solitari? Sì, ho ricevuto abbastanza telefonate, ho conosciuto 2 ragazze pure che sono di Petrosino e una di Trapani e niente, mi trovo bene, sono contento che sono contento che ho incontrato voi, mi sento bene. Perché... Meno male allora che sei venuto qui a Mazzara del Vallo, come mai hai pensato di venire qui a Mazzara del Vallo? Perché sapevo che c'eravate voi, allora ho dovuto fare un giretto così intorno e sono venuto. Dice quando vado là e li saluto. Vado a trovare Alberto. Hai fatto bene comunque. Sei un grande. Ok, grazie Massimo. E in bocca al lupo sempre per le tue telefonate, ok? Io posso rinnovare di nuovo l'annuncio. Se ci sono ragazze, amiche telespettatrici che sono interessate a conoscere a Massimo, naturalmente sanno il suo numero telefonico, lo vuoi dire per TV? Dici il tuo numero telefonico. 346 30 58 035. Ok amici telespettatori, ciao da Alberto e ciao anche da Massimo. Oh yeah.